e benvenuti ad una nuova puntata dei Riassunti Spicci. Buongiorno a tutti! Oggi parleremo di tre argomenti che servono. Tre argomenti. No, ma io non ne capisco uno alla volta, devo capire tre. Parleremo di tre argomenti, tre concetti che ci servono per capire la storia contemporanea, che sono colonialismo, imperialismo e nazionalismo. Nell'ammerdismo. Cominciamo? Iniziamo dal... Ma che fai? Partiamo dal colonialismo. Colonialismo. Il colonialismo Sì. fu una corrente avviata da tantissimi stati europei. La corrente! C'era la corrente, se una corrente... Claudio. Va bene così. Una corrente avviata da tantissimi stati Stati europei europei. dopo la conquista dell'America, Giusto. che portava alla schiavitù i popoli conquistati e le nazioni conquistate. Un po' come fanno le fidanzate con noi. Quando noi ci fidanziamo, le fidanzate che fanno? Ci colonizzano e ci riducono alla schiavitù. Ci dobbiamo opporre! Esistono due tipi di colonialismo: Due tipi. il colonialismo da popolamento E- e il colonialismo da sfruttamento, quindi popolamento e sfruttamento. Ok. Ogni paese conquistato perdeva qualsiasi tipo di diritto economico, politico, ma soprattutto culturale. Perché ho ucciso preciso, quando io mi sono fidanzato con te, ho perso il potere economico soprattutto, politico, nel senso che in questa casa si deve fare solo quello che dici tu, perché tu sei una dittatrice. Sì! Nasce proprio così il concetto di schiavitù. Il colonialismo, per convenzione, termina nella seconda metà del XIX secolo Sì. e nel 1870 inizia la corrente dell'imperialismo. Oh, ok? imperialismo 1870. 1870. Pronto imperialismo, è il suo momento. Il termine imperialismo viene coniato in Francia. Sì, dai tutti i cognati, no? Chi sono i cognati? Quindi io, per esempio, mia sorella è sposata e suo marito diventa mio cognato. Ah. Tutto, Zitto! Caparata. L'imperalismo si differenzia dal colonialismo perché? Perché le nazioni conquistatrici lasciano delle libertà alle nazioni conquistate. Queste sono fortune, trovare fidanzate che ti lasciano la libertà di fare quello che vuoi, sono fortune. Meglio l'imperialismo del colonialismo. La corrente dell'imperialismo nasce fondamentalmente per tre motivazioni. La prima è che le materie prime costavano molto meno. Giusto. La seconda è per acquisire un prestigio internazionale. International. E la terza è per sottolineare la superiorità dell'uomo bianco nei confronti dell'uomo nero. Se ti prende l'uomo nero. Andiamo adesso ad analizzare i singoli stati europei e le nazioni che conquistarono. E andiamo, Per esempio, dai, andiamo, forza, via! Dice andiamo. per esempio, Sì. l'Inghilterra Ah. stabilì il suo predominio nell'Africa del Sud, L'Africa del Sud. ma anche in Egitto, Ma anche in Egitto. ma anche in Somalia, Ma anche in Somalia. ma Dov'è? anche in Canada, Che cazzo è? in Australia, Vaffanculo. in Nuova Zelanda, in India In India e in Cina. e in Cina. Ma che tutti giusti l'ho fatti. La Francia invece attuò la sua politica Politica. espansionistica Dove? in Tunisia e in Vietnam. Aspetta, qua la Tunisia. Si vede la pantelleria la Tunisia, quindi è qua la Tunisia. La Tunisia Eh. è il Vietnam. Bazzolo, l'ho detto. So che ho trovato il Vietnam, è qua, ragazzi. Qua c'è il Vietnam. Allora. La Russia invece attuò la sua politica Politica. espansionistica Vai. in Manciuria No! La Manciuria non me la sento. La Manciuria non me la sento. Ma dov'è la Manciuria? Mongolia e Siberia. Aspetta, Sopra. Ah, qua c'è scritto Mongolia. Manciuria. Manciuria ti fa a caso, sì. E io la Manciuria per no la metto qua, diciamo fuori dal mondo. La storia dell'espansione coloniale italiana è senza ombra di dubbio quella più breve, perché l'Italia formò l'Africa orientale italiana conquistando Somalia, Somalia, Eritrea Eritrea ed Etiopia. ed Etiopia. Ti ho detto che non lo devi fare, questa cosa non la devi fare, mi innervosisce da morire. E adesso passiamo al terzo concetto, cioè nazionalismo. Bello. Che cosa intendiamo per nazionalismo? Ah, cosa intendiamo? Mica nel 2006 quando abbiamo vinto i mondiali, lo sai che il nazionalismo c'era? Tutti andiamo per vivo Peppe, andiamo. Per nazionalismo intendiamo l'esaltazione della Ma nazione. tu lo sai quando ha segnato Grosso che esaltazione c'è stata? Da Il morire. concetto di nazionalismo nasce nell'età medievale, però trova la sua C'è già dal Medioevo, si fa uno Esattamente. per Grosso. No!
però trova la sua massima espressione durante il periodo imperialista. La massima quindi espressione è questa. il nazionalismo, Sì. inteso come volontà di esaltazione della nazione, della purezza Sì. della nazione, Sì. è sicuramente un concetto molto pericoloso. Sì, sì, sì. Perché viene spesso associato al razzismo, Razzismo? quindi al concetto di purezza della razza. Ora, sicuramente il nazionalismo non è alla base delle guerre mondiali, però viene utilizzato come mezzo di propaganda nei confronti del popolo. Ma perché già c'era Salvini a quei tempi? c'entra No, perché Salvini? è uguale. I due strumenti più forti per nazionalizzare il popolo Il furono pianoforte No! e chitarra. furono la scuola e l'esercito, per inculcare dentro il popolo questa concezione di nazione pura e superiore rispetto alle altre, che purtroppo sappiamo che sfocerà nella prima e nella seconda guerra mondiale. Male, la vedo male, male, male. E adesso cerchiamo di capire cosa ha capito Casisa del colonialismo, dell'imperialismo e del nazionalismo. Allora, il colonialismo pone le sue origini già dalla scoperta dell'America, perché tutti i popoli andavano a invadere, diciamo, queste terre scoperte, e il colonialismo, diciamo, che era quello un po' più crudo, perché gli volevano imporre la loro lingua, la loro cultura, riducendo i popoli colonizzati in schiavitù. Come il fidanzato con la fidanzata. Quando ci mettiamo insieme, la fidanzata arriva nella tua vita e colonizza tutta la tua vita, vabbè? Il colonialismo finì nel 1870, quando fece ingresso l'imperialismo. L'imperialismo, a differenza del colonialismo, è che praticamente l'imperialismo colonizzavano, diciamo, i popoli nuovi, però gli lasciavano la libertà d'espressione, potevano mantenere la loro lingua, potevano mantenere, insomma, i loro usi, costumi, ma loro li dovevano, come dire, governare da un punto di vista politico ed economico. Bravissimo Casisa! Grande Casisa! Il nazionalismo si sviluppa quando l'Italia si qualifica o ai mondiali o agli europei. No! No! Allora, il nazionalismo praticamente, e già la parola stessa lo dice, quando tu senti una forte appartenenza alla tua nazione. Infatti il nazionalismo viene associato spesso allo sviluppo del razzismo. Infatti si pensa che il nazionalismo portò all'inizio della prima guerra mondiale, ma in realtà servì solo come propaganda, perché poi ovviamente ci furono altri motivi. Comunque resta sempre solo un dubbio: la Manciuria, un ne cazzo è? Grazie a tutti ragazzi, grazie mille per essere stati qui con noi. Speriamo Grande di Casisa, lo devi dire, grande Casisa. Speriamo di esservi stati utili. Grande Casisa, ci vediamo la prossima settimana con un altro riassunto. Spiccio, hai rotto tutto, io ti uccido!